Ebbene, adesso lei, Presidente, deve fare il bravo, perché sennò io potrei darla in pasto. Ci sarà una prova tangibile nessuna di prova. uno sport. Ci sarà la e prova, tu sarai la vittima designata. sarà così, infatti. Sì. La prova invece è che, come ho detto ieri, c'è un grandissimo sottobosco di atleti formidabili e che però magari hanno poco spazio in televisione o comunque ricevono poco spazio sui media, ma che fanno grandissimi risultati. Come quello che abbiamo ospite, in questo caso abbiamo la carta d'identità sua, ma a fianco c'è anche il suo allenatore, che non è altro che poi il papà o il babbo, dipende come lo chiama. Però partiamo da qui. Nome: Alessandro cognome, Carcangio, data di nascita 7/4/1994. un giovane ventenne. Le piacerebbe a lei? Magari. Professione: studente. ma segni particolari? Combattivo. E chi meglio di lui può essere combattivo se non il campione del mondo di karate, cioè appunto Alessandro Carcangio. Buongiorno. Bentrovato, Buongiorno caro Alessandro. Alessandrino. Allora, buongiorno anche al papà o babbo, come lo chiami? Papà, uguale. Papà, va Papà, bene. papà. Però ce lo dice lui il nome. Giorgio Ben Carcangio trovato, Giorgio. e Alessandro Carcangio. Allora, quindi una vita che in realtà non solo perché è tuo padre, ma passate insieme quasi quotidianamente, anzi se non quotidianamente per tantissime ore, perché lui è anche il tuo allenatore, oltre a essere anche l'allenatore della squadra nazionale italiana. Tu torni dopo un grandissimo risultato, cioè quello legato al campionato del mondo, e a soli 20 anni possiamo dire tu sia una delle punte di diamante per quanto riguarda il karate. Si ricordi la pronuncia? Sì. Karate in Italia. Il karate. Mi spieghi un po' come nasce? Io non so se tuo padre, però lo chiedo a te, anche lui faceva karate o è una pratica che è arrivata, è ispirata da qualcun altro? Come... No, io sono sempre stato in palestra con loro sono sempre stati gli insegnanti. Lui è sempre stato il campione in famiglia che comunque ok. ha ottenuto risultati europei. Giorgio, e quindi mondiali. anche tu hai avuto modo di attaccare un po' di medaglie, un po' di targhe importanti sulla tua bacheca. Per 6 anni nella nazionale italiana da Ti ragazzo. posso chiedere se vieni un po' più vicino e sì. il tono della voce un po' più alto? Sono stato per 6 anni nella nazionale italiana quando ero ragazzo. Ho vinto Ok. 2 titoli europei, una medaglia d'argento, una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento ai campionati del Sai che io mondo. ti ricordo, ti ho visto, posso dire, in televisione, Tra in l'altro televisione sarda, abbiamo una quando foto, combattevi. abbiamo Sì, una sì, foto mi che ricordo vogliamo far adesso, vedere, che potrebbe Sì, sì. essere interessante per Giorgio. Certo. Eccolo qua, tu sei quello di destra ovviamente. Ero meno che ventenne. Meno che ventenne, ma mi devi far capire, ti sei impegnato molto per fare Alessandro, perché è il doppio di te. Com'è che è sta cosa? Mamma mia, è un gigante. È un gigante. Sì, Fanno un notare gigante. spesso. No, beh, insomma, fa bene anche dal punto di vista sportivo essere grossi, no? Sicuramente aiuta, certo. Oggi forse i ragazzi di oggi sono tutti un po' più grossi. Non c'è neanche più quello stereotipo che uno pensava No. che in Sardegna fossero tutti piccoli. Sembra il Adesso colosso sono di Rodi. Vatussi, ci sono. Ormai i giovani di oggi Sempre il colosso sono di dei Rodi, Vatussi. mamma mia. Allora, a che età però hai iniziato e quindi tuo padre ti ha instradato? Beh, ho iniziato giovanissimo, subito verso i 3 anni circa, perché comunque la palestra, sono sempre vissuto in palestra, diciamo, sempre stato sia con mio Ma padre che mia avete una madre. palestra? Gestisci una palestra? Abbiamo una su palestra, sì. Ah, ok, quindi Sia mio padre che mia madre era come dire, insegnano mamma karate, quindi- dove vai? Mamma, vado giù in palestra. No, anche mamma insegna Anche karate, mamma? quindi sì. mamma Tutta la mia. famiglia. Sono bisticciate a casa. Cosa Appunto, succede? come fate? Potrebbe essere Esagerato. pericoloso. Potremmo anche aggiungere che abbiamo lui ha una sorella, quindi io ho una Anche una lei figlia. campionessa. Lei è campionessa, è stata campionessa europea. Ah, ma individuale. allora è Questa è una famiglia famiglia questa. di artisti da un Campionessa punto di del vista mondo. sportivo. Avete animali che fanno karate? Anche il cane, No, il gatto? No. non abbiamo tempo per curare. Quindi vivete tutti attraverso questo tipo di sport, che è la passione, prima di tutto a muovere tutto, ma poi anche la possibilità di viverci attraverso, a parte la palestra, ma col karate ci si vive tecnicamente, da un punto di vista Tecnicamente dal punto di vista economico. agonistico, facendo gare, non c'è uno stipendio, non c'è l'atleta professionista di karate. No, No, non c'è. È per questo che dico, abbiamo davvero dei Cosa campioni avete? che si fanno un mazzo delle tanto. borse. Sì, Cosa delle borse danno? per andare in allora, palestra. Per campionati mondiali europei non ci sono borse, al massimo No. per tornei open sponsorizzati da enti di promozione, allora danno delle borse in cui puoi vincere qualcosa. E Stiamo parlando questo però di forse- cifre relativamente piccole comunque, Sì, perché appunto, e è uno questo sport forse abbastanza povero. Uno dei problemi più grossi che esistono nell'affrontare questi sport anche a livello così alto, campione del mondo, ragazzi, chi meglio di lui, e poi a fronte però di niente contributi economici, Non ci sono i Ma infatti, presuppostati non ci sono poste in palio di chissà quale Certo, tipo. ci sono delle spese. È questo
il discorso. tante spese. Poi ci si perché perde pure, esatto. un atleta come lui per poter partecipare un atleta come lui per poter partecipare a queste gare, a queste manifestazioni, è costretto a fare un circuito in Italia, un circuito che comprende 4 gare importanti, quindi minimo deve spostarsi 4-5 volte, è tutto a carico dell'associazione, della società. Scusa, ci sono sovvenzioni pubbliche così forfettarie? No, a livello ultimamente regionale, no. comunali, Un po' difficile campione ottenere. del mondo. Non so, speriamo adesso che qualcuno Devo possa tornare a darci fare io una- l'assessore. Sì. Sì, deve possa tornare. dare una piccola mano. Io premiavo questi grandi atleti che rappresentavano Deve tornare lei a l'Italia. fare sì, l'assessore. perché io sostenevo sempre che andavano aiutati. Ma i soldi rimangono a Sestu poi, perché l'assessore lei l'ha fatto a Sestu, quindi rimane tutto lì. Perché fossi nel loro paese mi sarei comportato allo stesso modo. Avrei dato molto lustro alle sue glorie Mi racconti agonistiche. adesso un pochino l'avventura dei mondiali, dove si sono svolti e soprattutto tutto l'iter e poi l'ultimo combattimento, quello che ti ha fatto diventare campione del mondo. Beh, allora siamo partiti con... Allora, i mondiali sono stati fatti in Brasile a Foz do Iguaçu, che è al confine con l'Argentina, più o meno quella zona, abbastanza all'interno dell'entroterra, quindi è stato abbastanza lontano. Un viaggio abbastanza destabilizzante per arrivare. Anche in questo caso pagato dalle tasche... No, dalla federazione. dalla quindi, federazione. sì, Dalla almeno quelle Almeno poche trasferte quello, che no, facciamo certo, per livello certo. europeo mondiale siamo un po' aiutati. E quindi Ehm. sei arrivato là, come al solito, preparato per affrontare il Sì, campionato, ma con l'idea di diventare campione del mondo o no? Beh, a dire il vero no, perché non me l'aspettavo per niente. Io stavo andando là un po' con la speranza di fare la miglior prestazione possibile. Beh, Poi Certo. il fatto di ottenere questo risultato così importante diciamo che non era nei miei piani. Lo speravo, ma Contro non... chi te la sei dovuta giocare? Allora, ho fatto il primo incontro con un brasiliano, un teta di casa, poi ho fatto il secondo Bravo il incontro... brasiliano. Sì, abbastanza forte. Era abbastanza forte. Poi un contro l'inglese, poi un argentino, l'argentino parecchio forte, quello con cui ho giocata di più. Posso capire una cosa, nel karate le botte si prendono o sono tutte mosse per le quali poi alla fine, non dico come il wrestling che fanno, però non ci si ammazza di colpi, come si Allora, dice? teoricamente nel karate dovrebbe esserci il controllo della tecnica, infatti il KO non ci dovrebbe essere. Ecco, nel frattempo Ecco, vediamo un po' vediamo, di immagini. Sono Dobbiamo portare curioso, il colpo vediamo. cercando di controllarlo senza affondare. affondare troppo il colpo. Poi ovviamente se il colpo arriva e comunque l'avversario comunque accusa, il punto viene dato comunque. Ecco, sì, ecco. Però ci sono momenti in cui, come ho visto prima, delle sticchiate forti Mamma mia, ma quello è un arrivano, pugno vero, qualche però. piccola contusione rimane, cioè quello è un nel pugno senso, vero, ci si tocca davvero, non è Certo. che ci si tocca per finta. Quindi il contatto fisico esiste, poi ovvio che non è come la kickbox. Sulla figura il contatto è abbastanza duro. Abbastanza duro. Ci deve essere Sul viso, un certo non si controllo può. sul viso. E dalla cintura in giù non... Esatto, certo. Beh, non bisogna a meno che non colpire si fanno proiezioni. chiaramente- Paesi bassi. vabbè, Ma lui bisogna dirlo. è rimasto a tutti Neanche i nelle retaggi articolazioni. culturali di una volta. Adesso i Paesi Bassi, una volta si diceva karate, eccetera, eccetera. Sì. Insomma, ci sono regole fondamentali. Certo, ci sono delle regole ben precise da rispettare. Una tecnica portata con tanta violenza chiaramente creerebbe un KO e creerebbe un sacco di problemi. Quindi bisogna necessariamente dimostrare di portare la tecnica con la massima velocità, massima precisione, anche toccare lievemente ma senza affondare, specialmente sul viso. E poi Giustamente. è il lavoro. Giustamente, Il altrimenti lavoro. sarebbe- Aveva, massacro. certo. Comunque Queste sono immagini sì, di repertorio, no? che ti riguardano la finale dei mondiali. Sì, questa? Ecco, quindi qui proprio il momento in cui alla fine poi viene incoronato campione del mondo. La tecnica è fondamentale, torneremo tra poco, ne parleremo, perché il lavoro in palestra, visto che da lì si nasce, è tutto oltre che fisico ma anche studiato per aumentare e migliorare quella tecnica che poi fa la differenza, no? Alla base di tutto ci deve essere intanto un'ottima preparazione atletica, poi ci deve essere un livello tecnico molto alto e poi sta all'insegnante insegnare la tattica, la strategia, i combattimenti. Certo. Torneremo con 2 domande. Ricordatevele, perché io ve le faccio adesso, così poi voi mi rispondete dopo, così se me le dimentico io almeno ci siete voi. La prima, il talento esiste anche nel karate? Mi rispondete dopo. La seconda, com'è avere come allenatore il proprio padre che poi ti fa da manager, che ti fa insomma da tutor a 360 gradi, essendo poi anche
l'allenatore della nazionale italiana. Forse ce l'hai anche come allenatore in quella circostanza, visto che penso che farai parte anche della nazionale italiana, visto che sei appunto il campione del mondo. Alessandro Carcangio, Giorgio Carcangio, campione del mondo e rispettivamente papà e allenatore. Qui ai Due Dive Venturi, torniamo tra poco, c'è la pubblicità. E allora subito al telefono, perché c'è Monica Cireddu dall'associazione La Teca per parlare di un libro e avere modo di scoprire un po' di più su questo Ouspensky, che è un maestro. Di che cosa ce lo spiega Monica? Buongiorno Monica, visto che hanno presentato il libro pochi giorni fa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, questo libro presentato pochi giorni fa è un libro che parla della vita di questo personaggio? No, assolutamente no. No. Queste sono proprio conversazioni degli allievi col maestro Ouspensky, quindi un libro diverso, non parla tanto Non della è sua una vita. biografia, lì volevo andare, insomma, ecco. No, no, sono proprio dei seminari che sono stati registrati durante le sue conferenze. Chi è però questo personaggio, per farlo capire anche a casa? Sì, allora Ouspensky possiamo definirlo in tanti modi, è un filosofo, è uno scrittore, è un cercatore della verità, insomma, che è vissuto fine 800 e inizio 900, quindi a cavallo di tutte le guerre mondiali. E la presentazione di questo libro fatta qualche giorno fa è legata poi a un progetto o a qualche altra manifestazione o comunque corrente, diciamo, legata ai pensieri appunto dello stesso autore, oppure è un libro, è stata una presentazione legata al libro in se stesso e quindi chi vuole può trovarlo appunto in tutte le librerie e avvicinare un po' anche il pensiero di questo maestro come definito nel libro? Allora, come avete detto voi, io faccio parte dell'associazione La Teca, che è un'associazione che cerca di diffondere il pensiero della quarta via, che è un metodo di ricerca, insomma, di conoscenza della persona. Per cui noi seguiamo in particolare il pensiero di Gurdjieff, che è stato il maestro di Ouspensky, quindi Ouspensky è un suo allievo che ha continuato la ricerca di questo metodo di conoscenza di sé, che è appunto il metodo della quarta via, e noi quindi ci tenevamo a presentare anche come si fa il lavoro direttamente di conoscenza di sé attraverso questo libro, perché di fatto le conferenze sono anche un modo per vedere come avviene il lavoro pratico della conoscenza, la ricerca di sé. Benissimo, e allora nelle librerie tutte o ci sono specifiche dove si può trovare? Allora, in particolare questo è prodotto dalla Teca Edizioni, per cui si può trovare su internet appunto cercando La Teca, oppure anche la libreria d'Atena, quella Mondadori di Via Sannino, che ci ha ospitato, ha delle copie. Benissimo, perfetto. Allora ricordiamo per intero il titolo di questo libro. Che incontri con il maestro, conversazioni con Ouspensky dal 30 al 47. Grazie a Monica Cireddu per avercelo Grazie raccontato. a voi. Un abbraccio. Grazie. Ciao, Salve, ciao, salve. ciao. Bene. Così sotto l'ombrellone, capisci? Anche lei potrebbe farne Come no? Io sua leggo- una copia Ma e tu sai conoscere. che sono alla ricerca della verità da 67 anni Cioè, e devo dirti non- drammaticamente e non l'ha ancora trovata. E non l'ho ancora trovata. Allora torniamo a parlare con i nostri due ospiti, cioè Alessandro Carcangio e Giorgio Carcangio, campione del mondo Alessandro di karate. Io sono rimasto alla domanda: il talento paga o in questo caso il talento nel karate è marginale, ci vuole tanto lavoro io per credo affinare la che sia tecnica? anche peculiare, posso dire la mia? No, l'ho fatta lui Sì, la no, domanda. ma no, io dico la mia. Ma non deve rispondere lei, l'ho Sì, fatta ma lui la poi- domanda. E la mia e poi lui concluderà. No, il suo lei pensiero. risponde dopo, la domanda l'ho fatta lui, risponde prima il campione del mondo. Sarà più accreditato lui di lei? Sono a campione d'Italia. No, lei di cazzate, sì, in effetti sì. Comunque, le baggianate di questo ragazzaccio. Dai Alessandro, scherzo, dai. Prego. Beh, sicuramente il talento ha una sua peculiarità. rilevanza, esatto, certo. È innegabile dire che non aiuti il talento. Poi, ovvio, negli sport da combattimento il talento non è tutto. C'è la preparazione che ha un ruolo importantissimo e poi comunque quando si sale sul tatami la testa conta più di tutto. Presidente, che cos'è il tatami? No, io sinceramente non lo so. quadrato Abbi del pazienza. È il quadrato. Mi pone un problema. È il quadrato dove combatte. Beh, io non seguo questi sport. Seconda domanda in era generale. quella, qui faccio rispondere anche poi tuo padre, però prima ovviamente parto da te, avere come allenatore il proprio papà
sai, si dice sempre che lavorare in famiglia è più complicato. Beh, complicato non direi, forse facilita anche le cose, a dire il vero, perché Sono comunque... più severi i genitori. Diciamo che la severità non ce n'è bisogno quando tu vuoi Uno si investire, applica. esatto, tu ti vuoi applicare, allora non c'è bisogno che uno... Sia troppo Esatto, severo. certo. E per te doppia, tripla soddisfazione a questo punto, no? Io ho avuto, come dicevo prima, la soddisfazione di vedere salire sul podio europeo e mondiale mia figlia. Adesso ho visto mio figlio, ci sono salito io, quindi penso che la soddisfazione sia... Allora, molto spesso nello sport succede una cosa, i padri, i genitori, perché si accaniscono, no? Non tanto nel karate magari, ma in tanti altri sport a partire dal calcio, facciamo conto, ma anche nel tennis e in tanto altro, si accaniscono perché il genitore che era sportivo e che non ha raggiunto determinati risultati vuol vedere nel figlio ciò che non è Dove riuscito lui è arrivato, a fare lui, no? Ed è vero. Invece in questo caso tu hai raggiunto degli obiettivi che sono stati raggiunti da te, quindi tu eri già soddisfatto di tuo. La cosa più bella è che io non ne ho mai forzati, sono loro che... E in maniera naturale poi è successo tutto il resto. Sabati, che la palestra è chiusa, e molte domeniche, sono loro che mi chiedono di andare in palestra ad allenarli. Beh, vabbè, fa bene anche al fisico, poi quando va al mare ha anche i suoi contributi. Perché loro sono nati attraverso il mestiere del papà o della passione del È papà. qualcosa che c'è dentro, Ce l'ha, ormai uno ci convive. Ecco, alla fine uno dice sono campione del mondo di karate, ma non so se riuscirò a vivere di questo mestiere, perché un po' Purtroppo questa no, è la domanda, o comunque l'aspetto negativo di un grosso sacrificio, perché per arrivare comunque a essere campione del mondo di qualunque disciplina sportiva e poi comunque fisica come questa bisogna fare un grandissimo lavoro e, come dicevi tu, la domenica anziché magari andare con gli amici, andare in palestra e continuare a lavorare anche appunto se è domenica. Questo fatto non è un po' frustrante, cioè il fatto che tu vorresti vivere della tua capacità, della tua passione, che però in realtà è anche un mestiere, e non è così possibile? Come ti poni di fronte a questa domanda, se te la sei mai fatta? Sì, certo, me la sono fatta sempre questa domanda, perché comunque investendoci così tanto tempo in questo sport, io sicuramente se potessi creare uno stipendio da questo sarebbe il massimo, ovviamente. Tu nella vita cosa vorresti fare? Io adesso sto studiando scienze motorie a Cagliari, all'Università di Cagliari, quindi Sarai vorrei insegnante inserirmi comunque... esatto. Nel darti poi la risposta consolatoria alla domanda che ti ho fatto, e quindi per poter avere delle motivazioni che Diciamo che ho continueranno. smesso di pormela molto tempo fa questa domanda, perché un po' mi sono messo l'anima in pace. Comunque sappiamo che le soddisfazioni che che riusciamo a togliere da questo sport sono solamente dal punto di vista emotivo e non dal punto di vista del denaro e tutto quanto. Comunque. Perché non esiste ancora la cultura Noi del siamo professionismo in Italia, questo è un dato oggettivo. No, noi siamo sempre stati e siamo del pensiero, sia io che il mio Fido Confalonieri, nel senso chi in Nobili del termine. chi in realtà questo pensiero ce l'ha avuto e ce l'ha prima di me, che i soldi sono il mezzo e non il fine. Certo, però questo è è anche ovvio. vero che nella società in cui viviamo, se non esistono i piccoli, come direbbero da qualche altra parte, è difficile andare avanti. L'Italia, visto che tu sei l'allenatore anche della nazionale, è una delle nazioni più competitive? Sì, infatti anche in Brasile siamo arrivati secondi nel medagliere. Secondi. Sì, sì. Ma questi risultati ai fini del CONI o comunque della federazione, Teoricamente noi non siamo sport olimpico, quindi Non siete? non siamo sport olimpico, non Perciò stiamo non rientrano all'interno Siamo delle sport di Olimpiadi. Serie B come sempre. il karate Cioè, il è karate giudicato uno sport di serie B. Sì, Il karate è uno sport molto praticato a livello italiano, cioè molto di più di tanti altri, però purtroppo ci sono alcune federazioni e probabilmente proprio per quel motivo, non trovando un accordo, non si Bisognerebbe riesce. trovare la via per solo sdoganare questo concetto e far sì che il karate diventi uno sport Che di purtroppo serie A, non non di serie è B. solo in Italia, perché quel problema del CIO è a livello mondiale. Quindi non è un problema solo del CONI italiano, No, un no, po' di assolutamente, tutte le a federazioni livello mondiali. a livello mondiale. Da qui in avanti cosa ti aspetta? Un'estate di grandi festeggiamenti e quindi di mare, un po' di serenità, un po' di tranquillità, oppure vabbè, chiaro, ti allenerai o altri appuntamenti invece agonisticamente parlando rilevanti? Beh, allora sicuramente dovrò per forza rilassarmi un po', perché non è Beh, possibile stare chiaro, tutto l'anno. Certo. Chiaro. Poi adesso avrò ad ottobre gli europei juniores, infatti mi sono qualificato anche sono ancora juniores io, quindi mi sto qualificando anche per questi europei. E quindi sto già iniziando la preparazione, ho già iniziato la settimana scorsa per la preparazione per questi europei e speriamo di fare un buon risultato anche qua. L'ultima cosa, Giorgio, quando lo alleni, a che ora iniziate, quanto durano gli allenamenti e qual è
il metodo che per far breccia sul tuo figlio, che a volte è più difficile, hai utilizzato per far sì poi che ci fosse questo rapporto, perché mi sembra che ci sia principalmente un buon rapporto tra padre e figlio. Sì, per me è ottimo. Se non c'è un certo feeling tra l'allenatore e l'atleta non si riesce ad andare da nessuna parte. Per ottenere dei buoni risultati ci vuole l'atleta valido, ma ci vuole anche un bravo insegnante. A che ora lo tiri giù dal letto per andare a allenarsi? No, lui ormai è autonomo. È autonomo. Certi allenamenti viene seguito esclusivamente, ma altri allenamenti io glieli preparo e lui li svolge da solo. Quante ore di allenamento? Beh, come minimo sono almeno 3-4 volte di preparazione atletica, poi altre 4-5 volte tecniche di carattere. Questo durante la settimana? Sì, sì. Lavoro settimanale. Quindi molto impegnativo. Almeno 8-9 allenamenti alla settimana. Sì, 8-9 allenamenti alla settimana. Vabbè, insomma, ragazzi, i risultati non si ottengono con niente, bisogna fare, e qui è stato fatto. Quindi da questo studio vogliamo lanciare un pochino quella sorta di appello che lei, Presidente, saprebbe fare meglio di me per quanto riguarda uno sport che ha un campione del mondo che tra l'altro è sardo e che in questo momento avrebbe e gli piacerebbe vivere del proprio mestiere, della propria passione, ma probabilmente non lo può fare. Appello rapido, lei che è un uomo di istituzione. Mi rivolgo, dici bene, alle istituzioni regionali e nazionali, perché questa disciplina sportiva rappresenta una virtù anche sul piano di tutte le attività che rappresentano l'espressione più alta dello sport. Quindi al Presidente della Regione, all'assessore e anche al governo italiano, tenete alta questa disciplina che potrà rappresentare un atto importante per tutte le dinamiche sportive italiane. Bene, Sunto non ha detto niente, ma noi speriamo che cambi qualcosa. Grazie ad Alessandro Carcangio, grazie a Giorgio Carcangio, complimenti ancora al campione del mondo di karate. Sardi nel mondo, e andiamone orgogliosi. C'è l'appuntamento con i due dell'abitacolo.